Buongiorno, cari lettori di Verona Economia. Oggi parliamo di un tema che è all'ordine del giorno, è la possibilità che il governo in questo periodo di coronavirus applichi una patrimoniale. Più di uno di voi mi ha detto, ma come si può fare? Dico ragazzi, è difficile risolvere questa questione. Ma se porti i soldi all'estero? Eh, Parliamo proprio di questo aspetto. Come si fa? Per portare i soldi all'estero è lecito, ci sono i canali ufficiali, legali, che vanno seguiti per poter ottenere il risultato che si vuole. Ovviamente io non conosco e non parlo dei canali non ufficiali o illegali, vi faccio solo una breve rassegna. Allora, voi sapete che per portare i soldi all'estero occorre denunciare queste somme che vengono trasferite e che giacciono su conti correnti esteri. Attualmente la possibilità di portare somme all'estero è fino a un massimo di 9.999 euro, e oltre le quali vanno segnalate se si portano a mano, altrimenti se fate bonifici ci penserà direttamente la banca a segnalare gli importi che detenete all'estero attraverso questi bonifici. I conti correnti all'estero vanno segnalati se la giacenza media supera i 5.000 euro. Quindi se un giorno depositate 20.000 euro ma il giorno dopo li prelevate, questo non crea problemi. Se invece avete una costanza di oltre 5.000 euro vanno segnalati. Sui soldi all'estero si paga la patrimoniale? Certamente, essendo segnalati, la lunga mano del fisco riesce ad arrivarci. Altre forme per risparmiare la patrimoniale? Di fatto non ce ne sono, sempre parlo legali, perché che voi investiate all'estero queste somme, il quadro RV del modello 730 o unico adesso va comunque compilato e quindi dovete segnalare al fisco questo vostro possesso di ricchezza. Diversamente, se non avete la residenza in Italia, se non siete un soggetto fiscalmente residente in Italia, allora queste comunicazioni non vengono date al fisco, non c'è più necessità di segnalarlo, tant'è che molte aziende italiane hanno trasferito la residenza fiscale in altri paesi e in questo modo si sottraggono agli obblighi e alle tasse italiane. Ci sono altre forme? Ma un'altra forma potrebbe essere quella di comprare oro, ma anche comprare oro viene fatto attraverso dei canali che, se sono ufficiali, tracciano queste somme, e poi bisogna stare attenti perché in alcuni paesi contenere l'oro puro non è una cosa facilmente consentita. In ogni caso, poi, se ci sono delle plusvalenze si paga il 26%. Nelle precedenti versioni, quando ci fu la tassazione del governo Amato, l'unica salvezza fu, per chi appunto aveva della liquidità, depositare nelle cassette di sicurezza, perché non perché fossero esenti, ma perché diventava difficile colpire queste somme. In conclusione, la patrimoniale, se fate un percorso lecito, si paga. I soldi di una banca estera vanno pagati lo stesso, e in più avete tutti i costi della gestione. Se non volete pagare la patrimoniale qua in Italia, l'unica cosa è trasferire la residenza all'estero e con questo cambio di cittadinanza siete un soggetto fiscale solo per i beni che avete qua in Italia, mentre il resto del patrimonio sarà soggetto alla tassazione del paese in cui andate. Altre forme più spicciole vanno studiate caso per caso, potrebbero consentire qualche risparmio, però se su un capitale mettiamo di 1.000.000 di euro la patrimoniale di 6.000 euro, vi garantisco che le spese per gestire questi soldi all'estero, in banca, con consulenti o con altre figure costa molto di più, per cui
di fronte a questa soluzione conviene purtroppo pagare la patrimoniale. Speriamo che non ci sia, speriamo che il governo riesca a trovare le risorse senza applicare questa tassa e soprattutto speriamo che i soldi che raccoglie vengono investiti senza la burocrazia, perché altrimenti è solo un elemosinare che non crea ricchezza e crea soltanto consenso politico immediato. Grazie a voi tutti, alla prossima.